Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo. Prima di iniziare vi invito ad andare sul mio canale YouTube. Nella sezione community trovate un sondaggio se mantenere il nome del canale oppure cambiare nome canale, visto che da tempo mi sto proiettando a fare previsioni anche per l'Italia. Potete scrivere un parere anche qui sotto nei commenti. In queste giornate abbiamo già assistito a partire dal pomeriggio di domenica all'arrivo della sabbia sahariana in quota e si nota già perfettamente sopra i nostri cieli il pulviscolo sahariano che provocherà le piogge sporche a partire dal 1 di maggio. E andiamo subito a vedere come evolverà la situazione proprio a partire dal pomeriggio di martedì, con l'ingresso di questa perturbazione dal Nord Africa che, collegata a un profondo nucleo sull'Europa occidentale, richiamerà correnti più umide e fresche che provocheranno un sensibile calo delle temperature. Proprio a partire dalle due isole maggiori si scatenerà la fase di maltempo con forti temporali nella giornata di martedì. Possiamo infatti notare come le precipitazioni saranno più intense a partire proprio dalla Sardegna e dal Nord Africa. Le precipitazioni saliranno poi rapidamente verso nord, portando un'intensa fase instabile con forti temporali non solo sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, ma anche al nord-ovest entro la mattinata di mercoledì. Infatti questa è la situazione nella mattinata di mercoledì, con precipitazioni moderate anche sull'Alta Toscana, sulla Lombardia occidentale e poi dal pomeriggio anche sui settori tirrenici centrali e la Campania, sull'Emilia occidentale e su tutto il comparto appenninico e il Piemonte. Le piogge risaliranno verso nord, provocando un peggioramento anche al nord-est atteso dalla serata a partire dal Friuli Venezia Giulia e dai settori dell'Alto Adriatico. L'instabilità sarà meno marcata al nord-est, ma che diverrà più intensa proprio a partire dalla nottata di giovedì, con precipitazioni, come vedete, molto più estese e diffuse sulle prealpi, sulle alte pianure e su tutto il nord Italia, e sulla Liguria e sull'Alta Toscana sempre precipitazioni moderate e rischio temporali ben evidente. Sarà un peggioramento di stampo più autunnale, con temperature fresche ma clima comunque umido e con precipitazioni più diffuse, come vedete a giornata di giovedì, non solo al nord, perché proprio dal pomeriggio si estenderanno anche su tutto il settore tirrenico, viaggiando anche verso il sud Italia. Le precipitazioni temporalesche non solo colpiranno l'Appennino e nuovamente anche la Sardegna, come tutto quanto il nord Italia. Qui attenzione, perché il rischio di temporali assai forti, violenti, con grandine di medie dimensioni dal pomeriggio rimane assai elevato, soprattutto al nord-est, dove qui i contrasti termici dovuti al caldo dei giorni precedenti sono ancora elevati, l'energia è ancora ben elevata. Le precipitazioni dalla serata di giovedì si estenderanno poi anche gradualmente verso sud, colpendo maggiormente, come vedete, il comparto tirrenico tra Lazio e la Campania, comunque con maggiori aperture del cielo, con tempo più stabile sulla Sardegna, sulla Calabria, sulla Puglia, insomma sulle zone adriatiche del sud scarsa probabilità di precipitazioni. Poi la giornata di venerdì è attesa ancora una certa instabilità, ma più evidente in questo caso al centro e al sud, con possibilità di piovaschi ma soprattutto temporali nel pomeriggio, in un contesto che comunque sarà alternato a delle schiarite pomeridiane. Il nord, soprattutto il nord-ovest, risentirebbe di più sole, con temperature in ripresa, con ventilazione ancora dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Il tempo potrebbe mantenersi più variabile al nord-est, con possibilità di qualche rovescio soprattutto sul Friuli Venezia Giulia nelle ore pomeridiane e sulle prealpi. Ma molti si staranno chiedendo: sì, ci hai raccontato tutto questo, però dove pioverà di più? Come osserviamo da questa grafica, a partire proprio dal pomeriggio di mercoledì la maggiore intensità delle piogge si riverserà soprattutto, come vedete, sulla Sardegna, in primis sulla bassa Sardegna. Notiamo accumuli compresi tra i 30 e addirittura 40 mm localmente, poi sul Piemonte occidentale anche fino a 40 mm di pioggia, e poi ovviamente
ovviamente man mano che proseguiamo nel corso della giornata di giovedì le precipitazioni tendono ad aumentare nella nottata, guardate fino a 90 mm tra Aosta e il Piemonte occidentale, questo è uno dei settori maggiormente colpiti dal maltempo, e ovviamente anche sul comparto tirrenico. Ovviamente le precipitazioni tendono ad aumentare nella giornata di giovedì anche al nord-est. Sulle medio-alte pianure venete, il Friuli Venezia Giulia e il Prealpi accumuli considerevoli compresi tra i 40 e i 50 mm. Intanto invece sul Piemonte occidentale, come vedete, abbiamo già superato i 100 mm di pioggia, altrove invece sulla Liguria, sull'Alta Toscana anche oltre i 50 mm. Un peggioramento davvero molto importante, accumuli a partire dalla serata nottata di venerdì anche sul Lazio e sulla Campania, maggiormente colpito il Lazio in questo caso, anche oltre i 60 mm. Quindi, ricapitolando la perturbazione che ha interagito nella parte di mercoledì sui settori tirrenici e sul nord-ovest, sulla Sardegna, su parte dell'Emilia Romagna, sull'Appennino centrale, avremo delle precipitazioni intense proprio su quei settori, ma che nella giornata di venerdì questo nucleo instabile, che in realtà è collegato a questo profondo nucleo sull'Europa centrale, porterà precipitazioni che viaggeranno poi verso sud-est e portando quindi tempo più instabile la giornata di venerdì sui settori del sud Italia nel pomeriggio, ma poi questo vortice si andrà a situare, come vedete, sulla Grecia. Il peggioramento che ci aspettavamo nella giornata di sabato in realtà è stato smentito dai modelli. Infatti si pensava che due nuclei potessero transitare dapprima nella giornata di giovedì sul nord Italia e ovviamente anche sul centro Italia e la Sardegna, ma che potesse arrivare un altro nucleo, questo nucleo come vedete sull'Europa occidentale, che in questo caso rimane situato nella sua sede principale, che poi tenderà a viaggiare verso nord-est, provocando quindi una temporanea risalita di questo anticiclone sempre di matrice subtropicale. Questo provocherebbe ancora un nuovo rialzo termico, temperature sempre sopra i 25 gradi e una tendenza ancora ovviamente incerta. Ci sono ancora diverse opinioni a riguardo. Comunque vi consiglio di rimanere aggiornati perché l'evoluzione del weekend risulta ancora incerta e può ovviamente subire delle variazioni. Vi consiglio di rimanere come sempre aggiornati.